L'uscita sul Monte Sernio mi ha affascinato quando l'ho fatta la prima volta e l'ho salita alla Valaupa, e dato che è una montagna che vedo praticamente da più di 20 anni dalla baita di famiglia, con questa panoramica qua si vede proprio tutto il costone dalla careta di Mezzodì fino al Monte Flop, mi ha sempre affascinato. Quindi appena avevo fatto la salita ho detto perché no non provare a fare questa traversata, e quindi mi sono scritto tutti i sentieri che dovevo tracciare, le mete da raggiungere in determinate ore, comprese di riprese e pause. Ho optato per la via normale, come la chiamano, quindi per la salita allo spigolo sud-ovest. Me la sono un po' allungata sinceramente come via, però almeno così avevo la soddisfazione di fare un anello completo e mi ero proprio fatto tutto il piano ben preciso. Sono le 5 del mattino adesso, sono partito una mezz'oretta fa dagli stavoli Chiampes sopra l'Ovea. La mia intenzione oggi è quella di fare la traversata, il giro d'anello del Monte Sernio. Ho portato solo drone e l'Exocam, la macchina fotografica no, perché tanto non sono venuto con quella di andarmi a vedere l'alba. Vedrete che passaggi spettacolari. A tra poco. Bollino rosso e col segnale dell'angolo dovrete svoltare e cominciare la salita verso quella gola qua su. Che spettacolo! Qua dentro, in questa piccola gola, veramente uno spettacolo. Dà proprio l'aria di selvaggio. Eccomi di nuovo sulla cima del Monte Sernio, spettacolo come l'ultima volta. In questo periodo qua al mattino c'è sempre una fortissima umidità. Ho messo ad asciugare un po' le solette e le scarpe, i calzini ho dovuto cambiarli, che mi ero portato qualcosa di ricambio per fortuna. Ancora un 10 minuti di pausa e dopo si prosegue per Torre Nuviernulis.
salita bella proprio questa qua, quasi tutta, solo di arrampicata alla fine. C'è un piccolo tratto con una corda girata attorno a un sasso per chi volesse fare una cordata da 30 metri per sicurezza. Adesso 2 firmette, si va dopo alla prossima, il Grausaria. Prima di arrivare lì devo salire, scendere, andare sulla Grausaria, che è là dietro l'entrata del sentiero. Arrivato a cima dai ghiai, 1900 circa. Arrivato in cima alla Grausaria, presa con calma, ci ho messo 8 ore e 20 più o meno da Stavo di Chiampes. Scenderò di nuovo giù dal Porto Nat e andrò al rifugio Grausaria, anche a fare un po' di rifornimenti di liquidi. Non mi sono fermato più di 10 minuti perché sennò qua mi viene veramente troppo tardi. Adesso sono, con le pause e le riprese, sono quasi 10 ore e 20 da quando sono partito. Giuro che comincio a sentire le gambe stanche adesso. Erano partiti nella salitina qui sotto 2 crampi bruttissimi. Sono arrivato su, mi sono voluto distendere un attimo e fare un po' di stretching, che non riuscivo ad andare avanti. Dai, che è l'ultima salita questa. Sono cotto.
Qua dalla casera del Mestri stavo guardando sopra le montagne, qui sopra sul Sernio, sulla torre Nuvientulis, sulla cima dell'Avinale, dietro, e finire il giro per sbucare da questa parte qua e fare così. Sono dovuto fermare a prendere 2 bastoni per darmi una mano a spingere in salita perché ho i crampi, non mi mollano. È come se avessi delle bolle dentro che premono contro i muscoli e la pelle appena appoggio la gamba. Bruttissima sensazione. Però con i bastoncini, i 2 stecchi qua, ho combinato abbastanza.